Grazie. Buonasera. Scusi se siamo venuti a disturbare. La signora capirà che il sindaco non poteva fare a meno di sottoporre a suo marito i festeggiamenti ufficiali in onore di suo cognato, il compaesano che arriva, niente poco di meno che da Dallas. Sì, tu che giusto, ma prego, vogliamo. Grazie. Offri un aperitivo ai signori, sì. Sono 2 giorni che non mi fermo un momento. Meno male che c'è Camillo e Postino che è venuto a darmi una mano e di là a pulire i vetri. Metti, Leonella, metti 2 bicchieri per me e papà. Sì. Questa roba qua bisogna farla sparire. Subito? No, mentre stasera. Via. Dove? Vedevo anche nel pollaio. Ah, carissimo, signora. Ma che sorpresa! Serviamoci, veramente, a posto, per forza. Mi stai facendo soltanto un momento di stare. Offri l'aperitivo ai signori, vero? Non lo so. Se non sapete che era figlia mia, non so che potevo pensare. E io qualcuno te la prendi? No, anche perché dovrei andare un momentino da Mirella alla tasca. Ma fare che? Nulla, volevo farmi consigliare il vestito da me, se mi sa domani viene lo zio, quindi vorrei andare un attimo da Mirella. Buonasera, faccia consigliarsi. Sì, ma vale nella valle. Buonasera signora. Buonasera. Ma se questa sicura che quella se ne parla solo da Minella, la Sartra? No, si incontra con il ragioniere Serrati. Io sono... No, allora vuole sapere qualche cosa pure io. Su via, signor Ventura, non faccia il terribile. D'altronde da un po' che il nostro segretario comunale e sua figlia lo sa tutto il paese ormai. Ah, quindi io nato qui non faccio più parte del paese. Ma te l'avrei detto è più presto. Del resto in questi giorni verrà il ragioniere a chiedere la mano, e non solo la mano, di nostra figlia Leonella. A me non hanno nascosto nulla. A te? Ma io mi potevo trovare suocero, addirittura nonno, senza accorgere. E la vita. Leonella mi sembra ancora una bambina, e invece... Ah, mi scusi, no, ma a che cosa devo la loro visita? Innanzitutto, signor Ventura, diamoci del tu, io a lei, importante industriale e per giunta sindaco del paese. E perché? Ciao, ciao, signor Baroni, chiamami Baronino, Ottorino, ok, come dirà spesso suo fratello di Dallas, dal quale avrò bisogno di una certa collaborazione e di preziosi consigli. Non vedo cosa possa fare, è 20 anni che stai alla dedica. Punto, o meglio, proviene da Dallas, nel Texas, che i famosi telefilm hanno reso grande, ma proprio famosissimo in tutto il mondo. Ok, dottore, scaldati e ritorna nei tuoi panni da sindaco. Ok, e in quel programma, in piedi nel compito, vai tu. Suo fratello arriva domani con il treno delle 10, vero? Così andate a gravare. Benissimo. Alle ore 10:30 ricevimento solenne in municipio per il bentornato ufficiale a Nicola Ventura. Alle ore 11:30 il signor Nicola Ventura premia la banda musicale che da quel momento in poi si chiamerà Complesso Bandistico Nicola Ventura. Alle ore 12:30 tutti al ristorante della Luna per festeggiare con una grandiosa partecipazione di 300 persone il nostro pranzo in onore del signor Nicola Ventura. Che... Ce l'ho quelle autorità, vero? Certo, quelle le autorità ci saranno sicuramente. E me lo immaginavo, quando c'è da mangiare, l'autorità a
corrono, non gli fatta corrono. Cosa ne dicono del programma di mio marito? Ma fare un'accoglienza migliore sarebbe impossibile. Sarà emozionante, vero, dire ok, in presenza del re del petrolio di Dallas. Beh, certo che mio fratello è il re del petrolio, ok, lo già sempre, va. In confidenza riuscirò a sfuggire alla provincia e alla regione la metà dei milioni che ho chiesto, faremo il monumento agli emigranti del paese. Ovviamente in quel monumento il loro Nicola, re del petrolio, avrà il posto d'onore. Ma scusa, ma non è troppo un monumento? Ma non lo sai che se i monumenti venissero fatti effettivamente alle persone importanti, metà delle piazze d'Italia sarebbero senza monumenti. Ora, siccome forse non lo sanno, io mi diverto a fare dei versi. Anch'io, che quello che finisce meglio è il verso del gatto. Lo volete sentire? Ma più tardi, signora. Io dicendo che mi diverto a fare dei versi, intendo dire che mi diverto a scrivere delle poesie, giacché ogni riga di una poesia si chiama verso. Beh, io l'avevo capito subito la cosa. Quindi, alla fine del pranzo di domani, declamerò una mia poesia in onore di Nicola Ventura. Quindi mi sarebbe utile conoscere alcuni particolari che né io né mio marito conosciamo, già che lui era un ragazzino e io, oltre a essere una bambina, abitavo in città. Quindi... Ti aiuto cara facendo ai signori Ventura delle domande, se loro permettono. Sì, prego, faccia pure. Come mai Giorgio, tuo fratello, è emigrato? Beh, ci sono un sacco di motivi che non lo so. non lo sa. La verità no, perché avevo perso da un paio d'anni entrambi i genitori. Una sera mi chiamano e mi dice Giorgio, mi chiamava Giorgio quando ero bambino, non ce la faceva a dire la R di Giorgio. Giorgio, vado a fare 2 passi, 20 anni fa. Ritorna domani. Ma un motivo almeno uno la dà spinta a sparire così in quel modo. Mi pare che una ragazza 6 giorni prima di sposare tuo cognato sia fuggita con un altro, vero? Magnifico spunto per una poesia. No, per favore, anzi, le prego di dimenticare quello che ha appena detto mia moglie. Sì, ha ragione mio marito. Deve dimenticare tutto perché d'altronde nelle 2 o 3 lettere che ci ha scritto Nicola non ha fatto né minimo un cenno a quella donna. E chissà dove sarà finita. Infatti ha scritto solo per chiedere notizie nostre e di Leonela. Dicendoci che ha lavorato e che stava bene. Meglio di così si muore. Ok, il re del petrolio è meglio di tutti, facciamo questo. Veramente siamo... Ah, io me lo immagino il signor Nicola Ventura. Una specie di J.A., cattivo parapuzzo ipocrita del telefilm Dallas. Ma che stai scherzando? Io ho cognato da quando l'ho conosciuto io, tranne che è cambiato in 20 anni. Non è né perfido, né cattivo, né ipocrita. Se non è cambiato dice bene, ma i milioni di dollari, equivalenti a miliardi e miliardi di lire, possono cambiare anche un agnello in lupo. Non è certamente il caso del signor Nicola. Anzi, e sottolineo anzi, se c'era un difetto che aveva mio fratello è quello di avere, come si dice, le mani bucate. Ma non solo per sé. Sì, infatti tu me lo dicevi e lo rimproveravi spesso, soprattutto nei confronti degli amici, era molto caritatevole. C'è gente che quando ha saputo il suo arrivo si chiuderà in casa e eviterà di farsi vedere in circolazione, perché non ha mai restituito il denaro avuto in prestito. Comunque allegri amici, che sono tempi lontani. Ora il signor Nicola Ventura, re del petrolio, di Dallas, è multimiliardario. Chissà come sarà poi generoso con loro, con Leonella soprattutto. No. Io non gli chiederò niente. Certo, se mi vorrà fare ristrutturare la tabaccheria, merceria, drogheria, casa, conciola e stallo, il pollaio, ti dirò grazie, va.
Vogliamo disturbare niente. Ma naturalmente domani alle 10 lo riceveranno solo loro. Il paese, insomma, per mia iniziativa, rispetterà l'intimità di un così importante incontro familiare. Ma alle 10:30 tutti i municipi, ok? Ok, andiamo con lei. Cosa? Ok. Oh, ok. Signora, carissimo, tanto grazie di tutte queste cose. Carissimo il mio amico Giorgio, il futuro è nostro! Ecco qua, grazie. Arrivederci. Allora, lei è uscita? Oh, le cose io queste cose. Lo sapevo io. Fa scandale. Ho pulito quei vetri di là, bene. Ma così bene che non si vedono più. Anzi, bisognerà avvertire il re del petrolio, che non li spacchi con la testa credendo che siano aperte. Che c'è? Ma che boccone? È una gomma, come quella degli americani. Dai, per piacere subito il tuo fratello. D'altronde sono non sono il primo postino del paese. Sì, sì, è il primo postino del paese. È pure l'unico, però è il primo, Ci mancherebbe. E tutte le volte che ti aiuto a sistemare le cose in negozio, a fare le pulizie, a imbottigliare il vino, sono o non sono bravo? Che lo saresti di più anche se fossi un pochettino più puntuale. Invece la mattina c'hai sonno e ti devono aprire gli occhi con la pescata. Non è vero. Io mi alzo quando canta il gallo. Il gallo è la mia sveglia. E allora ti dimentichi di caricarlo con la sera. No, forse basta che ti tocchi il tempo ogni tanto. Comunque, vuoi che ti paghi adesso? Per carità, da domani in questa casa non si respira più aria, si respirano miliardi. E per questa volta ti posso fare grazie. Devi vedere ancora una volta il giornale che annuncia l'arrivo di tuo fratello, il re del petrolio. E se proprio ti fa piacere. Ecco che era la notte, il giornale di Roma. Ecco, guarda, arrivi e partenze all'aeroporto di Fiumicino, scusate, la vista un pochettino tinta, non aiuta. No, non c'è bisogno di aiutare. Quindi, è arrivato da Dallas Nicola Ventura, considerato negli Stati Uniti il re del petrolio, 45enne, multimiliardario e scapolo, il Ventura è nel Rio di Borgosolo, un piccolo paese in provincia di eccetera, eccetera. E noi saremmo in provincia di eccetera, eccetera. Ma c'era bisogno che ti dicevo pure in che provincia eravamo. Dove, senza dubbio, sarà accolto da grandi festeggiamenti. Qui c'è la fotografia di lui mentre scende con altri dalla scaletta dell'aeroplano. Bello questo qua. E sotto c'è scritto: Nicola Ventura, il re del petrolio, scende dall'aereo arrivato da New York. Ma non arriva da Dallas. Sì, ma non essendoci il volo diretto Dallas-Roma, prima ho dovuto fare Dallas-New York e poi New York-Roma. Ah, sì, sì. Vola di qua, vola di là, tuo fratello vola più di una gallina. Devi dire più donato. E più di un'acqua. Bravo. E ma ci sei andato a mangiare? No, non va bene. Naturalmente la notizia che è apparsa sul Corriere della Notte è apparsa pure su tutto cronaca settimanale della nostra provincia. Ah, sì, sì. Io l'ho letta e riletta migliaia di volte qui sopra. E dice pure che ti porterà un sacco di miliardi in arrivo di tuo fratello. Fantasia dei giornalisti! Mi piace.
comunque questi giornali, faccio fare una bella cornice dorata e la appendo lì. A proposito di miliardi, mi potresti dare le 10.000 lire che mi ha promesso tua moglie per la pulizia dei vetri? Che fa? Non ti fidi? Hai paura che sono falso? No? Guarda, se per caso sono da un miliardo. Cretino! Giorgio, non ti permetto di darmi del cretino in presenza di altri! Perché vuoi mantenere l'incognita, vuoi mantenere? Non ti resta, Camillo, tutto fatto. Sì, Teresa, e per misere. Non c'è gente più avara, più spilorcia, più pidocchiosa che miliardario. Fuori, via, via! Vieni là, un'altra volta. Con piacere. Mettimi in nome. Non capisco. Non capisci. Con l'arrivo dei miliardi di tuo zio, fuori ci sarà la fila di giovanotti che vogliono sposarti. Scrivimi pure a me. Fuori, fuori, via, fuori! Gentile. Ah, non lo so. Tutto chiuso di là il negozio. Sì, e resta chiuso per almeno 3 giorni. Lo so che non si potrebbe fare perché abbiamo pure sale e tabacchi. Ma con l'arrivo di mio fratello, nessuno mi fa più paura. Nemmeno rispettare del monopolio. Con l'arrivo di miliardi di mio fratello, tutti quanti in paese ci dovranno rivenire. Ma non parlare, che c'è una persona che vuole parlare. Mi dispiace. Oramai non ricevo più nessuno. Sono finiti i tempi, cara mia, che anche dopo aver chiuso mi affrettavo a prendere di qua nel retrobottega quelle scatolate di anniferi, quel pacco di zucchero per fare quei 4 soldi in più. Oramai, ti ripeto, mi dovranno rivenire tutti quanti. Ed io, per ventura, vorrei essere il primo a riverirla. Non l'avevo capito, era lui che voleva parlare, invece che Cerrati. Ho capito, e tu sei contento che mi parli, vero? Venga, è per qualcosa. Parli, pure. Volevo solamente dirle che io e Lionella certi progetti per il futuro li avevamo già previsti prima. Prima di aver sentito parlare dei miliardi di mio fratello, vero? Appunto. Però... no, io non ti voglio, io sono brutto, però non voglio. Però adesso quel futuro è diventato più rosa. I progetti sono diventati più concreti, Non nego che il denaro aiuta, no? Ma io farò affidamento solo sul mio stipendio da segretario comunale. Bravissimo. E la platea applaude. Comunque, carissimo ragioniere, mi riservo di parlare di ogni cosa. Da quando gli uomini si parlano, non scoppiano guerre. La ringrazio. Grazie a lei. Ma accompagni? Sì. Come se di qua che a indietro ci fossero chissà quanti chilometri. Ma smettila, Giorgio, che anche tu facevi così. Tanto è vero che la buonanima di mia madre pensava che tu fossi un idiota. Perché? Perché non riusciva ad andare al cancello della cascina da solo, 30 passi. E noi ci stavamo 3 quarti d'ora a farci ripetere la parte. Dei tempi. Ma torneranno, sai? Ah, se torneranno! Con lo spontaneo e proficuo aiuto di mio fratello andrò a fare una bella luna di miele. Io e te, come 2 sposi. Ti piace idea? Disturbo. Quindi sono arrivati prima di noi. Ma che significa? Ma niente di particolare. Apparecchio da tavola? Io fame non ce l'ho. Ma rinuncio anch'io pensando al pranzo di domani. In verità, ne
anch'io sposa. Meglio, così risparmiamo un pochettino che di questi tempi siamo. E poi andiamo a letto, così siamo belli, freschi, in gamba, riposati per l'arrivo domani mattina di una terra, come delle rose. Buonanotte. Io metto via questa roba e poi vado a letto. Buonanotte, papà. Mi viene difficile questa parte. Ma non devi fare che stai. Sei cosa puoi fare tanto il duro? Sei così buona. Giuda! Non ne avevo voglia. Ma poi qualche volta la devo sempre togliere io queste cose. Aspettate. Permesso? Il negozio è chiuso. Mia figlia si è dimenticata di chiudere il cancello. Vedi che ho fatto una cura molto efficace quando l'ho venuto. Tu invece sei cambiato poco. E si vede che ero già vecchio da giovane. Certo che il telegramma doveva arrivare domani. Sì, ma alla stazione di Roma, quando sono arrivato, ho visto che c'era l'ultimo treno che partiva per qui. E l'ho preso a volo. E voi, perché avete dovuto dormire in sala d'aspetto? Ma deve andare al cantotene. Ma no, accanto a te, io pago. Oggi facciamo vedere la crisi che la situazione è giusta. Siccome il paese sa che tu arrivi domani mattina alle 10 e i grandi festeggiamenti in tuo onore sono preparati alle 10:30 in municipio. Ma come stai il mio onore? Perché sono mancato 20 anni, ma il mio onore, solo tu lo sapevi che... Ma che? Perché sono tutti felici di festeggiare un campesano che addirittura Che cosa? Fammi esprimere, dai, sopra la mia mente. Non mi viene. Ritornato, un campesano ritornato. Non mi veniva, era talmente la commozione. Ritornato dopo che 20 anni è stato in America. E dimmi, ma... Di quel bagagli quando arrivano? Ma quale dove sbagliare? Qual è il nome? Allora, mi vorrei dire che sei venuto dall'America con quella... Pensa che è la medesima con la quale sono partito 20 anni fa. Si vede. L'avevo nascosta dentro la stanza e l'ho presa dopo averti detto che andavo a fare 2 passi. Almeno da dentro magari un altro vestito. Non dico bello, ma almeno più decente. No, ho portato soltanto un pochettino di maglia di aiuto, sai? Le candine, E mi spiritoso mio fratello. Ma sai, il paese aspetta un ricordo. In questo modo sento come lancio. Dov'è che lo sei? E infatti lo so! Stai scherzando? Fosse vero che scherzi. Ma i 2 miliardi di lire, i tuoi milioni di dollari, dove sono? Ma quale domanda? Non li hai mai visti nel fotografia?
leggere il giornale? Oh? Sai, non ho che fare, mi metto a leggere il giornale. Ma guarda qua. È arrivato dagli Stati Uniti. Ma dove stai leggendo? Madonna mia, sei pure in orfo, ti ha fatto male a me. Qua. È arrivato da Dallas Nicola Ventura, considerato negli Stati Uniti il re del petrolio. 45enne, multimiliardario e scapolo, il Ventura è nativo di Borgosolo, un piccolo paesino in provincia di che provincia siamo? Qua c'è la foto. Ma questo, sei tu o non sei tu? Sì, c'è, no. C'è, sì. C'è, no. Sì, questo sono io. Però il re del petrolio è questo qua, questo con l'attegno, questo che sente da dopo di me. È stato un errore. Un errore? Errore del giornalista, che ha preso le generalità di mio anziché di quelli del re del petrolio, che transitava come vedi dopo di me. Idiota! Noto quel giornalista. Che tegola sulla testa? Che tegola sulla testa? Dove sta di? A me mi sa che l'America ti ha fatto pure male, c'è qualche virus che È il modo che lo posso dire, no? 20 anni. come sulla testa? Sulla testa mia, di mia moglie e anche di mia figlia, quando poverani pettolcelli. Non so quello che vuoi dire, io non ti capisco. Ma come non mi capisco? Non ti capisco. Da quando se la saputo in paese, che tu hai arrivato? Tutto il paese, ma che dico la provincia, ci riveniva. Invece, ma laggiù, che cosa hai fatto? L'ho cresciuto. L'ho cresciuto. Il maniscalco. Mettevo i piedi ai cavalli, insomma. Per conto tu? Per conto di qualcun altro? Ben pagato? Insomma, mi è scritto uno stipendio come qualsiasi altro persona. Non mi posso lamentare. Ma se dico io, qui i maniscalchi sono diventati tantissimi. Figuriamoci là in America, dove ognuno c'ha almeno un'automobile. Fammi parlare, ti ricordo che io vengo dall'America, da Dallas, nel Texas, dove tutti posseggono almeno un cavallo. Già, è vero che in America, nel Texas, ci sono i Joyce Boys. Ebbene, in questi anni io non sono mica morto di fame. Anzi, ti dirò, ho risparmiato quanto bastava per venire qui in aereo. Un sogno! Scusa una domanda indiscreta, per ritornare là invece niente, vero? Per la verità avrei previsto di non tornare più. Infatti, ho portato via tutto. Con tutto che stava a te. C'è del petrolio, altro che c'è del petrolio. Tu sei dei disgraziati e io, mia moglie e mia figlia siamo i tuoi servi. Ma lascia perdere i soldi e pensa alla salute. Lo sai qual è il danno? Che la salute, senza soldi, è una mezza malattia. Mio caro Giorgio, è che tu sei sempre stato fin da bambino, me lo ricordo, un pochettino, che ne so, tirato, spirlotto. Sì, però almeno io quello che mi guadagno, lo guadagno veramente. Ma perché tu pensi che Ferrari Cavalli sia un gioco da ragazzi? Ci vuole classe, tu gli alzi la zoccoletta e tocchi, naturalmente il fisico. Vabbè, però... va. Ho capito Giorgio, ora dimmi, c'è ancora la locanda con dei 3 re costallaggio? Se ricordo bene aveva delle camere. Ecco perché papà non lo trovava mai. E dov'era? Alla locanda dei 3 re, sti onesto. Intanto non si chiama più locanda dei 3 re, ma si chiama pensione Aurora. Salve, sono la giovane pensione Aurora. La nuova
pensione Aurora nei rinnovati locali è lieta di invitarvi nelle sue rinnovate strutture. È dotata di un grande parcheggio al verde, dove i bambini potranno liberamente giocare. Venite signori e signori a provare la grande pensione Aurora, che non è più lo stallaggio perché non siamo nel Texas. Vabbè, vuol dire che io me ne vado nella giovane pensione Aurora, ma prima con il tuo o senza il tuo permesso saluto mia nipote e mio cognato. Povera Teresa, povera Gamella, soprattutto chissà che si aspettava. Cos'è l'amico di sempre? Arriva lo zio da Dallas, diceva, arriva zio del petrolio. È vero che tanti re sono in queste condizioni, ma neanche in questo modo. Senti Giorgio, io abbraccio te e Leonetta e tua moglie. Poi con l'ultimo treno vado in città, a Napoli, dove certamente troverò da imbarcarmi su qualche petroliera, qualche nave, non c'è importanza. Pagando naturalmente il viaggio a bordo, lavorando. D'altronde qui nessuno mi ha visto e tutti mi hanno riconosciuto. Quindi, tutto a posto, no? Eh sì, tutto a posto, tutto a posto. Poi tanto tu te ne vai in America e ne vai chi ci resta. Io, mia moglie e mia figlia. Diventerò il ridicolo del paese. Ma che dico? Della provincia, no, della regione, del mondo, non è possibile come sei esagerato. Ah, perché tu non ci credi? Lo sai che faranno? Io già me li vedo, guarda adesso. Indicheranno a Dio. E non fare il cretino che secondo me l'America hanno fatto come male. E mi diranno, guarda, quello è quello che si aspettava tuo fratello. Ma quello è sempre stato un idiota, poi effettivamente. Chissà che si credeva. Lo sai come lo dovevano chiamare il complesso bandistico? Lo sai? Nicola Ventura. Lo sai come lo chiameranno? Giorgio Cretino. E la mangiata. La locanda mangiata per 300 persone. Lo daranno in pasto ai cani. Oppure lo faranno. Ma per ridere alle mie spalle lo faranno. Mi spiace, Giorgio. Hai detto che l'hai ascolta? Scuola riconosciuta. Quindi nessuno, niente, questo ci sono voi. Comunque domani alle 10 arriverà alla stazione Nicola Ventura, il re del petrolio. Ma se sono arrivato, com'è che arrivo? Ti stai sognando? Oggi è arrivato Nicola Ventura, domani arriverà Nicola Ventura a Piperolino, il re del petrolio. Anzi, ti dirò altro che scemo, non sono mai stato più serio. Adesso tu esci di qua, prendi l'ultimo treno che ti riporta in città, te ne vai a dormire dove caspita ti pare e piace, a me non mi interessa. Domani mattina appena sveglio ti vai a comprare un bel vestito completo, amici, cravatte, giacche, scarpe, te ne compri altri 3-4, ti metti dentro un bel baule e ti comprerai. Non so se mi devo spiegare, quando mi danno conto questa valigia che la croce, un baule, uno di quelli normali, non dico nei centri, normali, che ti comprerai in modo che tutto a prima vista deve fare di te il re del petrolio. Ti piace a te? Sì, ma per acquistare... Lo so, ci vogliono un sacco... mi piace un guadagnino, tengo io. Poi me ne ritornerai. Comunque, quello che mi interessa a me è che in questa settimana di permanenza devi essere insensibile al valore del denaro. In che modo?
Tu sei il re del petrolio. Tu denaro ce n'hai quando ne vuoi. Il denaro ti fa schifo. Schifo. Ma ci fa schifo. C'è del denaro, Schifo. Bravo. Così ti voglio. Non penso il denaro. Dai, scusa. Ok. Poi tra una settimana io andrò là in città, ti scriverò un telegramma che ti rimanda per l'acquisto di nuovi pozzi di petrolio, ti richiama là. Ti piace? Se piace a te. E mi dai piacere per forza. Solo così io salvo capra e capo. La mia faccia e la mia reputazione. Vai a prendere i soldi per le prime spese. Mi sono messo arrivato, per compostolato. Nicola, ti togli le scarpe, sta arrivando il postino, nasconditi. Vai di là, vai di là. Buono, che glielo aperto, gente! Le donne dormono così presto. Le mie carine sono ancora scritte. E almeno a casa tua qualcuno sveglio c'è. Chi è e di chi? Mia. Sì. E dove vai? In un posto dove non c'è un piccanaso come te. E cosa vuoi? Missione ufficiale. Cosa vuol dire? La signora sindaghessa, la moglie del sindaco, che fa anche una poetessa, vuole sapere se per caso tuo fratello, il re del petrolio, si chiama pure in un'altra maniera. Sai, per fare la rima con una sua poesia gli servisse che si chiamasse pure un negozio. Si chiama Nicola e basta. Sicuro? Sicurissimo. Riferirò. Sperando che con i miliardi che ti arriveranno ti farai mettere il telefono. Vai, a me non serve. Sì, però mi avrebbe risparmiato una sgambata. La poetessa sindaghessa ti avrebbe telefonato. E Leonella? Che dici? Il ritratto di Leonella, perché non è fatto? Teresa l'ha portato di là per lavargli il vetro. Ma tu non te ne puoi fare gli affari tuoi. Sì, ma che c'hai con te? Perché c'ho? Uno che aveva chiesto prima di te tagliato a pezzi. Ho capito, se ne è. Allora, per quanto riguarda la signora sindaghessa, sei sicuro che non si chiama pure Cunego? No. Raimondo? No. Giappone? No. Giratondo? No. Appamondo? No, vai! Vieni qua che se ne è andato. Io l'ultimo fotografia che mi avete spedito avevo 5 anni, eppure l'avrei riconosciuta in mezzo a centinaia di altre ragazze. È buono. Non so di chi ha preso, ma è buono. Io già mi sento più alto Ed io rinascerò! c'ero a primavera non mi fanno diventare sta becco di frontiera viene qua e la tua venuta per lei era come la realizzazione di un sogno ti immaginava come il mago e con una bacchetta magica tu la vestiva da scuola E lui, il suo lui chi? il segretario comunale Meno. È un bravo gioco. penso di sì, anche se ti devo dire la verità. Secondo me si è sbrigato a venire oggi è rimasto un pochettino abbagliato dalla loro dietro miliardi. Dietro miliardi. Quello dentro tutto. A proposito, sono quello a messo. Fuori piano. Ciao tesoro, mi vedremo quando ti vedremo. Mi vale la pena. Posso? Come te ne devo andare? Tieni. Questi sono per le prime spese. La posso fare una domanda? Ma dove ti
tieni sti soldi? Fanno una puzza di naftalina. Di naftalina. E sai come il contante che tengo a casa? Lo metto dentro un sacchetto con le palline di naftalina dentro. Lo tengo un po' da me con i tempi che corrono. Certo, mi hai conservato di così. Ora vai e tra domani mi raccomando. Ecco. Vai, vai. Scusa un momento, vieni qua. Sì. Vai tu. Giorgio, non ti permetti! La voglio un po', lavora. Tu che sei americano, in America, non lo dici mai ok. Insomma, intanto bisogna vedere la giornata. Ma perché non chiedi? Allora ti spiego una cosa. Noi qua, ok, lo diciamo meglio dell'Angelus. Mattina, giorno, sera. Sempre, ce lo mettiamo ovunque. Dipende dalla benedizione. La messa è finita, ok, andate a casa. La gente arriva, ok, tutto a posto, ok, festa. Quindi per non sembrare noi, gli americani di te, incominci a dirlo spesso. Ok. E a gomma come sta? 20 anni. Ancora di sotto? Ma non la gomma delle scarpe, quella il senda. Non la nominare per favore che mi fa addirittura schifo, prima che mi butto anche gli occhi. Invece noi qui ruminiamo molto, spesso. E allora? A orecchie per intendere, i cereali in dentro. Sì, ma non capisco. Mentre viene di sale. Vai. Passa lontano dalla piazza e vedi la scuola vecchia che arriva alla stazione. Ah, ricordi, vero? Non so niente da sentire. Ma senti un'altra cosa, ma tu, dei soldi tuoi, neanche uno. Ma chiamo qualche cinquantina di dollari, quelli che mi sono rimasti dopo aver fatto il biglietto dell'aereo. Solo andata. Proprio immaginato. Mi sarei trovato una stanzetta e per tirare avanti avrei lavorato con dei negozi o per qualsiasi nei campi, fino al giorno che mi sono sempre piaciuti questi cimiteri. Dal Texas sono così tristi, solo perché vogliono sembrare a me. Sì, vabbè, ho capito il concetto, sentiamo il discorso, mi raccomando, questa è ben trovata, è un segreto fra me e te, che non lo sappia nessuno. Adesso vai. Tieni. E uscendo più del cancello. Tieni. Oh, già! E chiudi il cancello, t'ho detto. Non vorrei che entrasse qualche altro re del petrolio che mi chiedesse l'elemosina. Buona, veramente buona questa. Dovevi raccontarla al pranzo. Ma cara, lo sai che il segretario comunale non può, deve mantenere un certo dignitoso comportamento col signor Renzo. Ma lo sai che tuo zio, oltre ad essere multimiliardario, è anche simpatico? Ah, sì, a me è piaciuto subito da quando l'ho visto scendere dal treno. Ok. Ma direi che piace anche alla signora sindachessa, perché prima il municipio, poi la mangiata, poi quella se lo vuole tenere tutto per sé, sempre vicino lo vuole. Peccato però che non è riuscita a declamare la poesia che aveva composto per lui durante il pranzo. Purtroppo la dovremmo sentire tra poco, dove noi. Ma secondo me quella ha un solo scopo, quello di preparare il terreno a suo marito, il quale ha bisogno di togliere qualcosa a mio zio. Io ne sono certa. Ma lasciamo perdere. Queste sono cose che non ci interessano, parliamo di noi piuttosto. Ehi! Leonela, ti mette da sola. Perché? Perché lui, un momento fa, per parlarti, ti ha tirata a un dito dal suo naso. E proprio il nostro Camillo fa pure lo spiritoso oggi, Che c'è? Stanno venendo qui
i tuoi, il re del petrolio, il signor Sindaco e la signora Sindaghessa. Che c'è, maledetto? No, alle mascelle. Per colpa di quella gomma americana che l'ho masticata per 24 ore. Da un momento all'altro ho paura che mi si sviti. Che cosa? Le mascelle. Stanotte ho dormito poco. Ah, almeno tu hai dormito, io no. Sì, sì. E col poco che ho dormito ho sognato di essere sveglio. Sei grande Camillo, senza di te questo paese mancherebbe di qualcosa. Sì, sì, non manca di qualche fognatura, vero? A che sono queste scommesse? Ok, ok. Siamo tutti così, allegri, decisi, sempre a cavallo. Lei va a cavallo tutto il giorno? Beh no, proprio tutto il giorno no, ma 8 ore sì. 8 ore che trascorro con i cavalli. Del resto immagino che il signore dicendo che a Dallas nel Texas va sempre a cavallo, la gente è sempre allegra, voleva dire sempre in attività economica. Ok? Ok! Ascoltiamoci, Yes. Non mettermi con mio fratello. Non mi rubare la testa. Giuro ti vicino. Questo vicino. Me ne vado? Me ne vado? No, veramente non stai facendo bene. Comunque io a casa mia mi metto in canottiere. Ho capito. Qua non mi posso mettere in canottiere. No, però vai a casa tua. Poi se ti vuoi mettere in libertà. Sì, sì, però prima voglio sentire la poesia della signora Sindaghessa. Sì, sì, pure la poesia. Grazie, molte grazie per il loro interesse. Cominciasti l'avventura e lasciasti queste mura, triste in mente, forte in cuore, tormentato dal dolore. O Nicola, sei tornato, sano, ricco e fortunato. Vieni tu dal nuovo mondo. E qua ci voleva mettere pure il mondo. Vieni tu dal nuovo mondo, tanto bello, tutto tondo. E stavate in corner. Tanto bello, tutto tondo, o Nicola, benvenuto. Questo è il nostro bel saluto. Noi felici ti abbracciamo, ripartir non ti lasciamo. Piego il foglio, viva te, re del petrolio. Ok, molto gentile. Bravissimi, soprattutto alla signorina. Alla signora, scusate. Il bacio di Dalla. Per un momento mi è sembrato di essere su Elle, la moglie di J.R. Oppure Pamela, la moglie di Bobby. Cara, ricordati che sei la moglie di Ottorino. Noto che quei telefilm hanno impampolato mezzo mondo qui da voi, eh? No, ma io li guardo solo per ridere. Comunque, se ti interessa, vi farò vedere la mia poesia scritta su carta pergamena. Oh yes, molto gentile signora. Ok. Cosa possiamo capire? Per ora, signora Teresa, niente. Dopo quel poco di pranzo e di bevuta che ci siamo fatti, è meglio non buttare giù nient'altro. Ok? Ok. Ok, ma un bicchiere di vino ci starebbe, eh? Vabbè, sarà per un'altra volta. Ho dimenticato di dividere la posta. Arrivederci. Anche noi, se i signori permettono, dovremmo andare al circolo operaio. Hanno portato il jukebox come nuove uscite discografiche. E io, D'Angelo. Ok, andate pure, andate. Ok, zio, sei grande. Ok. Buonasera, come me. Buonasera. Renzo! Occhio! Non volevi mica fermare la gioventù, eh? No, per me figura che è tutto ok. Ai. Carissimo Giorgio, d'ora in poi tu e la tua famiglia
avete maggiori obblighi di relazioni pubbliche con un parente ricco sfondato come lui. Ah sì, questo sì, lui il ricco, io sfondato. Una cosa è certa però, che il signor Nicola ha la possibilità di fare del bene, molto molto bene, non solo al suo paese nativo, ma addirittura a tutta la provincia. Forse è vero, lo è carissimo Nicola, anzi, mi conceda il piacere, ma che dico, l'onore che mi ha già concesso tuo fratello. Quale nome gli hai concesso, Giorgio? Il tu diamine! Io e Giorgio diamo del tu. Ebbene, carissimo Nicola, vogliamo darci del tu pure noi? Perché no? Yes, ok. Ciao! Ciao, Torino. Ciao, Nicola! Cara, andiamo a prendere quella roba, così concluderemo l'affare. Ok. Ok. Finalmente sono un pochettino di pace. Eh sì, e da stamane alle 10, da quando hai posato un piede giù dal vagone, che abbiamo un centinaio di persone. Come minimo c'è. Allora, prima di fare questo brindisi, abbracciamoci di nuovo. Cara la mia Teresa. Caro Giorgio. Oh, ma certo che in America vi vestite diversamente da noi, l'hanno dato fuori. Noi certi vestiti non siamo nemmeno capaci di immaginarci. Oh, ma la cravatta, per esempio, sembra, è proprio un'americanata, sembra... Non sembra. Ma scusate, questo dischettone, ma in America, a Texas, a Dallas, dove sei tu? Quando l'hai pagata? Beh, diciamo l'equivalente di lire 50.000. Porca boia! E l'abito che costi quando ti è costato? Sei urca boia! 300.000 lire l'uno. Idem gli altri 10 che ho dentro il baule. Ma sei pazzo a spendere così assai, scusate. Ma Giorgio, ma che importanza ha? Per lui 1,5 milioni, 2 milioni. Per lui, cosa vuoi che siano per lui? Il tuo magnifico baule lo troverai nella stanza che ho preparato per te. Sì, è tanto grande. Sta seconda a te, nel corridoio. Ti piace? Ma l'altra gran parte del tuo guardaroba che ho recuperato da 3 bauli, quando arriverà? Non ho mica niente. Non ho mica niente. Per colpa di un disguido avvenuto all'aeroporto di, come si chiama, Roma. Fiumicino. Fiumicino. Ma cosa è capitato? L'ha già detto a me, spiego io. Il suo baule è stato scandato l'etichetta e l'ho mandato in un altro posto. Dal Paraguay. E adesso dov'è? Ho detto al Paraguay. Ma poi li porteranno a Roma, quindi... Impossibile. Di avere dei bagagli dal Paraguay sono uguali. Ma perché? Ma perché, scusi, non lo puoi dire tu? Yes. Perché nel Paraguay leggono sul cartello, leggono nel Paraguay. Hai problemi di lingua? No, nel Paraguay leggono nel baule nel Paraguay leggono nel baule che la valigia proveniva da Dallas. Quindi con un volo diretto, prima classe migliore, la rimanderanno a Dallas, dove io poi avrò Oh Dio, mi sei piaciuta Nicola. Salvezza mia. Ma allora tu dovrai comprare ogni cosa. Calze, pantaloni, anche i fazzoletti. Che importa? È vero, per lui che è importanza, 1 milione meno. I soldi li brucio, li sputo. Sì, per lui nessuna importanza, lui li sputa. Ma spero che resterà almeno qui per un anno. No, no. Ma
No, perché tu i pozzi di petrolio dove li metti? Non lo sai che i pozzi di petrolio se lui manca aiuto, danno acqua! Mai sentita una cosa assurda? Lui voleva dire, il pancone, lui voleva dire che i pozzi di petrolio se lui manca diventano secchi. Ok, Giorgio. Però a me dei pozzi di petrolio non me ne frega. Ah, bene, bene. No, vale. Te devi guardare, stiamo scherzando, come fanno poi là? Ma Giorgio, pensa agli affari tuoi. Ma ci penso, Santa Cristiana, ci penso agli affari miei. Avanti. È perfetto? Poi Ah, andiamo. ve lo avevo detto che ci saremmo rivisti prestissimo. Sì. Posso? Facciamoli accomodare, dai, sedete. Signorino. Ed ora, signore e signori, vi chiedo un attimo di attenzione. Qui dentro c'è il destino di tutta la nostra provincia e del nostro paese. Destini che il qui presente, signor Nicola Ventura, può far diventare radioso. Sì. Naturalmente. Sul serio? Non c'è alcun dubbio. Io dicevo naturalmente, quando me parlo, io qua sono il padrone di casa e tutti quanti mi mettono i piedi sopra la testa. Io non c'entro niente, non servo più a niente. Al contrario, carissimo, tu, allorché tuo fratello sarà ritornato a Dallas, avrai un non facile ruolo. Tu sarai il trepignone, come dicono i francesi. Sarai il tramite, l'intermediatore, l'intermediario tra me, la mia azienda e Dallas. Hai capito? No. Fai vedere, capiranno tutti. Che belli! Benissimo. Io fabbrico questi a centinaia, a migliaia, e li esporto in tutto il mondo, in Africa, in Europa, persino al Polo Nord. Bravo. Ho mezza dozzina di parenti che lavorano nella sua fabbrica. Infatti lui dà lavoro a tutti quanti. E potrò vendere, quindi dare lavoro al doppio di persone. Se tu, carissimo Nicola, se tu mi autorizzerai a mettere su questi jeans un marchio con il tuo nome. Giusto, più che giusto. Anche se tu puoi acquistare migliaia di aziende come la mia, io pagherò, cara, fai vedere il conto. Eccolo. Dica pure i punti più importanti. Allora, il maschio sarà costituito da un'etichetta di cuoio giallo, cucito sulla parte posteriore, su cui spiccheranno le parole dalla sventura, G dell'avventura. Due parole magiche. Dallas perché oltre ad essere il paese dove tu risiedi è anche famoso per quei telefilm. Ventura perché oltre ad essere il vero re del petrolio fa un'efficace rima buona avventura. Ok. Dalla sventura, G dell'avventura. Entusiasmerà giovani, bambine, uomini, donne di ogni continente. Signore. E poi? C'è scritto, no? Tutto chiaro? Sì. Allora, firmi qui. Su 2 esemplari. Tutto chiaro, no? Inequivocabile. Dico bene? Ok. Questa è la copia per lei, con la firma di mio marito. Ok Nicola. Ok Ortolino. Vedrai carissimo Nicola dove andremo a finire? In galera. Anche in galera. Volevo dire, anche in galera metteranno i jeans dalla sventura. Chiaro? Ma tu Nicola, sì,
quando ti stia bruciando? Mio fratello, mi appoggio alla banca di mio fratello. E qual è? Banca palline di naftalina. Lo dirai quando vorrai. Eccomi qua. Sola. A piccolo si è bloccato il box, quindi Denzo è rimasto lì con la mia amica a tentare di ripararlo. Comunque, adesso mi prendo zio sotto braccio e lo porto a vedere. Oh yeah! E lo porto a vedere le più recenti bellezze del paese. Il cimitero nuovo, gli scavi del metano, perché sembra un pedipede quella da questi qua. Volevo dire realizzazione della mia amministrazione comunale. Potessi abbattere. Ma io ti porterò in collina a vedere le meravigliose ville. La più bella è quella dei signori baroni. Beh, è stata ideata, progettata e costruita da mio fratello, architetto di fama internazionale, modesti a parte. Ok. Giorgio, prendi la macchina, tutti alle vigne. Beh, io non possiedo la macchina, modesti a parte. Come tu non possiedi la macchina? Me ne devo fare, tanto la roba di merceria, quella di giovedì, me la porterò a casa. Leonella, hai la patente? Prendi la patente che te la regalo io una porta. Yeah. Papà, sì, faccio sì. Ma Giorgio, ma se lui vuole può. Sì, lui non vuole, ma io non posso. Scusa Giorgio, ma tuo fratello può fare dei suoi soldi ciò che gli pare e piace. Già, con i suoi soldi. Io comprendo l'imbarazzo del signor Giorgio, dimmi che poi in paese dicono che ha sposato qualcosa al fratello. Brava, lei non ha capito subito, lo primo che poi spiega questo in paese. Di la verità, Leonella, quando ti sposi ti piacerebbe andare a vivere nelle vigne con una bella villetta? Ok, sarà il mio dono di nozze. Vai, vai. Scusa, le regali per costruire una villa in collina. Perché? C'è qualche impedimento? È vietato? È free? Sì, è vietato da lui, da scoppiare un regolatore. Non ho importanza ce n'ha. Calmati. Ogni regola almeno un'eccezione. E non è giusto che in questo modo. Insomma, Giorgio, si direbbe che a te dispiace che Nicola regali una villa a nostra figlia. So che mi dispiace, però prima la macchina, poi la villa, è una rovina. E lui naturalmente va. Signor Giorgio, lei dimentica che suo fratello è il re del tesoro. L'avevo dimenticato. Ma per lui i doni che vuole fare a sua nipote, che è sua figlia, sono come togliere una goccia dal mare. Con una piccolissima differenza, che lui la goccia la toglie da un mare di petrolio. E vabbè, la goccia è goccia. Per alcuni la goccia è di mare, per altri la goccia è di petrolio. Una cosa è che per me la goccia è di sangue. Che cosa? Buongiorno. Lì tutta la posta è arrivata oggi in paese. Scusi, ma lei è il postino, perché non la distribuisce? Sto distribuendo la signora sindachessa. E tutto è per il nero e il petrolio. Il guaio è che se continua ad arrivare tanta roba, come faccio a leggere tutto? Perché tu, Catino, leggi la posta? Solo le buste deboli di costo. Come non capire? Addio, segreto pistolare. Mica vero, signora poetessa. Il segreto pistolario me lo tengo per me. Sei sicuro? Sicurissimo. Ma se parlassi io, c'è gente in questo paese che si dà tanti anni
ha comprato a radio pure l'aria che respira. E Filomena, che si vuole fare credere la più semplice ragazzetta di 35 anni del paese. Una volta alla settimana gli arriva una lettera, c'è scritto mobilificio moderno. Ma che c'è di male? Niente, se dentro non ci fosse la lettera di un mobile che si chiama Vincenzo e che le scrive Filomena, amore mio proibito. Basta così, signor Camillo Giacomini. Sono il sindaco io. Ed è per riguardo a questa casa che mi ospita che faccio finta di non aver udito niente. Al volo. Comunque, questa l'ho tolta dal mucchio perché ho visto che è della banca provinciale. Ed è perfettamente informato. Adesso, tuttavia è una buona notizia. La banca provinciale le offre i suoi servizi. Allora, lei. Giusto il tempo di rimetterla lì fra le altre, se fosse stata una brutta notizia, una richiesta di denaro, eccetera, eccetera. A proposito, Nicola, tu a quale banca ti sei appoggiato? Beh, naturalmente io mi appoggio a mio fratello. Già voi ci fate carreggermi per i fatti miei alimenti da solo, comunque si appoggia a me. Ebbene, considerato che si parla di soldi, abbandono per un momento la mia divisa da postino. Ma che non ho visto mai in divisa? Sì, e mi metto la divisa di ideale segretario della casa del fanciullo. Per dire che, momento, noi raccattiamo per strada i teneri virgulti che i genitori lavoratori non possono sorvegliare, educare e crescere. Di essi facciamo i padri e le madri di famiglia del futuro. Ma la nostra casa del fanciullo è cadente, manca di un nome. Ebbene, noi vorremmo chiamarla casa del fanciullo Nicola Venduto, con la speranza che questo nome la rimetta a nuovo. Finito. La casa del fanciullo è un'opera che onora tutto il paese. Purtroppo il comune non dispone di quei fondi necessari per salvarlo. E dica di sì. Io veramente... Lei se vuole può, vero Sì, signora? mio cognato se vuole può. D'accordo, io posso. E che c'è? Mi vede che petrolio qua? Io che se lui vuole può. Quando lo mette il potere, mio fratello. Lo dica lei, signor sindaco, che lo sa. Ma recentemente abbiamo fatto fare alcuni preventivi. È quello più conveniente di quando è. Lo dica lei che lo sa. 100 milioni. No, 100 milioni. E sono felice che suo fratello è stato così generoso. Giorgio, E c'è? vieni fuori. Vieni tu. No, vieni tu. Mettiti a rimpillo alla porta del negozio e sbrigati. Che è successo? C'è dal fuoco nel pozzo? Peggio, cos'è questo? È un foglio con dei numeri sopra. È un conto. E va bene, ne faccio tanti. Per ricordarmi le entrate e le uscite che ci sono nel negozio. È un conto. Questo è un conto speciale, è il conto che l'ho trovato in mezzo al comò, in mezzo alle tue cose. Dici un conto speciale in che senso? Nel senso peggiore è il conto di quando tuo fratello Nicola ha donato dal primo giorno in cui è arrivato qui, 3 mesi fa. Tu, nascondila meglio la tua vergogna. Vergogna. Che c'è di male? Come? Con quale diritto tieni il conto di ciò che regala Nicola? Con il suo denaro può fare ciò che gli pare, che ha trovato un radio. Già, mi ha trovato un aria con il suo denaro. Perché cosa hai da dire? Cosa hai da insegnare? Niente, però... Per ora avanti, vediamo. No, per esempio, questi 3 mesi...
Nicola non ci ha mai detto di quanto incasserà per aver dato il nome ai jeans e non ci ha mai detto niente neanche del contratto. A noi che siamo i suoi parenti. Noi non sappiamo nulla. E beh, del resto tu solo puoi ficcare il naso negli affari degli altri. Io e Leonella no. Per me è un simpaticissimo cognato, per Leonella è un meraviglioso zio. Sembra allegro, spiritoso. E vi posso intendermi che la inviderò per questo. Comunque, non c'è alcun dubbio. Tu, Nicola, ha un carattere migliore del tuo. E non essere così triste. Dai, allegria. Impara da lui. Sì, perché tu hai ragione, no? In negozio arriva uno. Mi chiede un pacchetto di sigarette e dico, allegria! Arriva un altro, un pacchetto di zucchero, prego! E così non sembra più un negozio, sembra un manicomio, sembra. Ma sai che ti dico? Che in questi 3 mesi ho capito che tu sei invidioso, invidiosissimo di tuo fratello. Anzitutto della sua ricchezza. O del suo spirito, del suo modo di fare che piace a tutti. Infine del fatto che lui abita nel Texas, negli stupendi Stati Uniti. Qua hai ragione. Perché in questo momento ci vorrei essere io là, negli Stati Uniti, a Dallas. Naturalmente per i costi di petrolio. No, solo per il fatto di non essere qui in questo momento. Il guaio è che tu, anche a Dallas, saresti il più perfido e il più cattivo di J.R. Boh, sempre lo sanno qual è. Vediamo. Che tu, anche dopo la migliore cura estetica, non potresti mai essere su Ellen. Cosa c'è da ridere? Così viviamo pure noi. Lo zio mi ha chiesto di portarmi con lui a Dallas. E tu cosa devi Che fare? non io non capivo. Lo zio mi ha chiesto di Dallas. andare con lui a Dallas, America, ok? Capite risposto? No, perché ci sarebbero stati petrolieri che vorrebbero sposarmi. Vedo petrolieri amici suoi, i suoi colleghi di lavoro. Auguri. Se si parte, io devo ringraziarvi più spesso, tutti e tre. Ma non è il caso. Lo è invece. In questa casa, in questi 3 mesi che sono stato vostro ospite, mi avete colmato di attenzione, gentilezze, cortesie, tutto. I biscotti, per esempio. Quale biscotti? Quelli che ogni mattina mi porta Leonella per colazione con il tè. Non appena mi sveglio. I biscotti dolcetti di seta, vero? Oh yes, squisiti. È bastato che la prima volta dicessi che erano squisiti, che la mia nipote me ne fa mangiare una scatola tutte le mattine. Si spiega il fatto perché in un mese ho dovuto ordinare 10 volte. Me era venuto un dubbio. Ci puoi vedere che in paese è scoppiata la mania di mangiare biscotti dolci di sveglio e che guarda caso non ci fossi mai io in negozio quando venissero a comprarli, ma adesso mi è tutto chiaro. Ramonito! Ok, sembra ok, a posto. Ma poi stasera c'è una sorpresa, la mamma si prepara le polpette, i cardoni. Che naturalmente non sono più una sorpresa. Non disturbarti, cara Teresa. Ma era da 20 anni che non mangiavi queste polpette, quindi... Ma ti devi immaginare che se non avessero avuto i cartoni disponibili li avrebbero coltivati e fatti crescere più rapidamente per accontentarti. Sono tanti guardatori. Vieni ad aiutarmi in cucina, ma... Sì, con piacere. Ok, zio. Vai. Parte uno. Quel bisteccone che non si altro. Su, le cose che non hai non le apprezzi. Hai una figlia che non è in grado di te, è meravigliosa, sai?
non claro che siamo andati noi, non dove e poi quella figlia a me non ha mai portato il biscotti dal cervisegno. Sembri una melagana. Uno di quei grossi frutti di fuori. Infatti, sì. E perché? Perché? Perché quando me ne fai si arena. Tante melegrane hanno le spaccature fredenti. Come se sorridessero, ma dentro sono un frusto. E tu sei il frusto. Sì, sono Bruce. Ma sai che i soldi che tu hai regalato a destra e a manca in questi 3 mesi, appena li sono usciti fuori, mi lasceranno l'asciutto. Però me l'hai detto tu, scusa. Sì, te l'ho detto io, Torri. E poi in fondo si potrebbe rimediare. Come si può rimediare? Dicendo la verità e quindi non regalato più niente a nessuno. Sempre con papà. Però e poi quali danni che ci resta? Che io, Che vuoi? mia moglie e Leonella, soprattutto Leonella, Ti lavando la faccia. e tu poi te ne vai in America e noi resteremo qui a goderci le belle. D'altronde, tu hai esagerato. Ma in quale modo me ne esagerato? Dimmi, spiegami. Secondo me... In quale modo vuoi sapere? In quale modo? Almeno noi, i parenti tuoi, ci potevi lasciare fuori dal tuo giro. Invece no. Prima hai voluto regalare la macchina e poi la vita, Giorgio. Pensa solo alla tua figura. Che farà con quel povero ragazzo il ragioniere Cerrati? Non vorrà più sentire parlare di Leonella, altro che sposarla. Oh, vedremo che devo... Sei messo? Ma secondo voi il ragionamento questo? Arriva così. Quante volte mi ha detto di bussare prima di entrare? Comunque dovevamo completare una discussione, puoi aspettare E guarda, rivattene fuori e dopo magari si faccia entrare. E bussa. Non fare questa faccia prima che ti sbatto fuori perché ti ricordo che io sono il fuori. Fuori. Chiudi la porta. Perché non lo vai a dire questo? Sai se deve dire. Vedremo. E proprio per saggiare l'intenzione di questo ragioniere che è invitato a venire qui. Anzi, dovrebbe arrivare da un momento all'altro, è uno stronzo che deve più, se ne puoi parlare tu, No, io non saprei cosa dire. Anzi, lo facciamo entrare col poverazzo. E poi, vieni qua, vai, Gio. E permesso stavolta. E ti ho detto che devi gustare. Senti, una volta, mentre tentavo un negozio, mi hai detto che entrando qua dovevo dire per me. E lo so. Non devi dire però prima che, non quando già sei entrato. E che piacere c'è? E qua, prendere il motore. Sì, da cosa. Lascia perdere. Cos'hai in quel palco? Costa per me? No, imperatore. E beh, siccome è simpatico, gentile, generoso, l'ho promosso da re all'imperatore. Sì? Sì, e chi se ne frega. Comunque, niente posto per lei come da un paio di mesi a questa parte. La gente è strana, vero? Per un paio di mesi fai un artista, di un campione sportivo, una specie di idolo. Poi patatrà, se ne più e in questo modo. Ma io, come chissà quanti altri, io no. Dicono che la fabbrica del sindaco ne abbia venduti a centinaia di migliaia. In Italia, nel mondo. E io mi sono comprato i Dallas Ventura. Bravo Camillo. Ma te la replica la Dio. Sì, lo so. Ma io l'imperatore chiedo un favore. Di pure qualsiasi per Camillo. Una firma sull'etichetta. Oh, un piacere Camillo. Ti chiamo con affetto al postino più gamba. Che faccio? Con questa tecnica senechiana. Ok. Grazie. Tante grazie di tutto cuore. Dov'è? E adesso vai, va? Sì, devo andare a mettere in guardia Lucia, quella che ha il negozio di frutta e verdura sulla via comunale. Perché c'è qualcuno che lo vuole bruciare? Sì. Michele l'Antoniere le ha chiesto di sposarlo. Ma mi devi scusare.
Sono entrambi oltre la cinquantina, sapranno quello che fanno. Sì, ma Michele è vedovo. E quindi sarà libero pure di sposarsi, sto santo Michele. Sì, ma Michele è vedovo, tra un po'. Addirittura. E che c'ha la scovinica. Tutta colpa della sua passione di raccoglitore, cercatore di funghi. Ma queste sono storie, pettegolezzi paesani. Giudichi lei, imperatore. Michele, dunque ha l'obbligo di andare alla ricerca di funghi, anche perché c'ha la fortuna di trovarne ma tanti. Dunque, un giorno torna dalla moglie con un bel cesto di funghi. La moglie, che era golosa, se li cucina tutti, se li mangia e passa drago a Veranata. Poverino. E la seconda moglie? Come la Michele porta a casa di funghi, la moglie se li mangia e poi drago a Veranata pure. Ma non mi dirà che anche la terza moglie sarà morta con i funghi portati dal marito? No, anche a lei però Michele aveva portato i funghi. Fra i due scoppia la lite, Michele la spinge, la moglie perde l'equilibrio, sbatte la nuca nello spigolo del tavolo e muore subito. Che sfortuna! Ma perché mai Michele gli avrebbe dovuto dare questa segnale? Perché non si voleva mangiare i funghi? E allora secondo me ha ragione lui. Come la vedovanza di Michele somigliano di più a una barzelletta di Trentelitti, non mettere intenzioni tra Michele. E vabbè, ma solo perché mi ha firmato il C. Me li metto domani e non me li levo. Vai, per la prospettiva. Ma non immagini che tutte le diverse centinaia di migliaia di persone in Italia e nel mondo che hanno acquistato il Dallas Ventura Jeans dell'avventura stanno come amico qua. Chissà. È permesso? Avanti, prego, accomodi. Oh, Torino. Sarebbe entrati dal negozio, ma forse non ci ha detto che eravate qui. E Prego, allora... avete fatto benissimo, prego. Accomodi. Posso dire qualcosa? No, non disturbarti, caro Giorgio, veramente. Pazienza. Qua. Bella giornata oggi, ah? Sì. Ieri invece pareva come se dovesse arrivare un tormentone dopo che dall'altro, vero? Sì. Tremendo. L'altro ieri invece era come se ci stavo mettendo... Giorgio! I signori dovrebbero parlare. E chi se ne aspetta? A 4 ore. Vabbè, io tanto avevo... Vai, un attimo. C'era signora... ho permesso. Gran uomo il fratello, senza dubbio. Comunque. Dentro c'è il biglietto del treno e dell'aereo, nonché il passaporto di Stato per te, Nicolò. Questa qua contiene invece l'atto di proprietà del terreno in collina per tua nipote, la copia del contratto della ditta di costruzione che dovrebbe costruire questa villa e la ricevuta dal conto dell'impresa. Va bene? In questo invece abbiamo la ricevuta dei 100 milioni che tu hai donato alla casa del fanciullo che porterà il tuo nome e tutte le ricevute delle somme che hai elargito qua e là. Questo infine contiene l'impegno della mia azienda di versare le tue spettanze, tutte le tue spettanze sulla vendita dei jeans di Dallas Ventura all'impresa costruttiva, come nel contratto. Non si sa che no. A saldo effettuato, tutti i successivi versamenti verranno effettuati a nome di tuo fratello, come tu hai. Ma per lei non viene niente. Non vuole assolutamente niente. Capisco i pozzi di petrolio. Questi e altri denari che seguiranno sono come briciole di pane in una panetteria.
se avessi avuto la fortuna di conoscerti almeno 10 anni prima, oggi sarei anch'io un re, il re dei jeans. E tagli, garbato. Ti lamento che tra mezz'ora io e mia moglie ti aspetteremo in piazza, di fronte alla chiesa. Tutti quelli che ci vedranno penseranno ad un nostro fortuito incontro. Invece, come tu vuoi, noi ti accompagneremo in città, alla stazione. Va bene? Ok, non potrò mai contraccambiare la vostra gentilezza. Ci basterà ricevere ogni tanto una cartolina dalla... Messo? Noi stavamo congedandoci. Ok. Allora, tutto comincia. Vieni pure Renzo. Non ti dico neppure di vederti perché noi ci capiremo a poco. Quando vuoi per lasciare libera Leonella e sparisci. Non capisco, scusi. Ti spiego subito. Vedi, io per mia nipote ho altri progetti. Voglio portarla via con me a Dallas e fargli sposare il figlio del più grande miliardario di tutti i tempi. Tu ovviamente sei l'ostacolo. Quindi, spara pure, qualsiasi cifra, quando vuoi. Ok. Quindi lei in questi 3 mesi a me veramente non mi ha conosciuto, non mi comprende. Io voglio veramente bene a Leonella e non rinuncerò a lei per nessuna cosa al mondo, soldi. Prima da me non avete neppure un dollaro. Non ho chiesto niente, Quindi la sposerai anche senza il mio consenso. senza dubbio, anche se mi dispiace. Per i dollari. No, perché non avremo il caffè. Bravo, è così che ti volevo. Bravissimo. Ok. Però, basta che ti lasci volendo e già ti abbracci a qualcun altro. Giorgio! Vieni! I ragazzi si sposeranno entro l'anno. D'accordo? Io sì. Ok. Un ospite nostro Impegni. e dovunque tu sarai io ti porterò sempre i biscotti dolce di bene. Ti voglio bene zio. Così adesso saresti la principessa del petto? Magari, mamma. Posso darti del tuo? Vabbè, ciao. Torna presto, zio. Non c'è che dire, sono una bella coppia. Soprattutto Renzo, è un ottimo giovane. Corro, senza fretta, corro! Ora stai ben attento, Giorgio. Ciò che ti dico è molto importante per la tua e mia situazione. Biglietto e passaporto del treno. Questo non interessa. In queste buste troverai l'atto della proprietà dei terreni di Collina di Leonella e Renzo. Qua le ricevute dei milioni che la dico architetti. Ma com'è? Ho fatto e basta. Se vuoi sapere altro chiedi al sindaco che fa il giro. Ma E allora... qui l'impegno dell'azienda di versare le successive somme a Leonella. Allora tu... Sì,
vendi del petrolio, non sei povero. Povero o re, l'importante è che non ti ho messo nei guai. Vai, così, non si saluta nessuno. No, saluto te oggi, Giorgio. Ciao, e in bocca al lupo. Ma se ti serve qualcosa per il viaggio, per dopo? No, porto via questo vestito per tuo ricordo. Sei molto generoso, Giorgio, ma dimentichi che io, il miliardario Nicola Ventura, dà e non prende. Cioè, qualcosa la prendi. Questo, posso. Grazie. Addio. È ok. Lo sai bene tu, i miliardari sono un pochettino tutti picchiatetti. E adesso tu lo dovresti sapere meglio di me. Io? Sì, adesso solo tu ti sei lasciata rincretinire da quella stramba famiglia tipo di Dallas.